Bene, siamo arrivati a Chioggia e vedete che anche qui il tempo è favorevole per le nostre favolose fotografie, però io sono fiduciosa che un raggio di sole uscirà. Chioggia è una pittoresca cittadina lagunare situata a sud di Venezia, spesso soprannominata la piccola Venezia per i suoi canali, ponti e calli che ricordano da vicino la celebre Serenissima. Adagiata tra la laguna di Venezia e il mare Adriatico, Chioggia conserva un'anima autentica e popolare, dove la vita ruota attorno alla pesca e al mercato ittico, tra i più rinomati d'Italia. Il centro storico attraversato dal canale Vena e dominato da eleganti palazzi color pastello, regala scorci romantici e atmosfere d'altri tempi. Tra le sue attrazioni principali spiccano la cattedrale di Santa Maria Assunta, il vivace Corso del Popolo, cuore pulsante della città, e la Torre dell'Orologio, una delle più antiche d'Europa. Le barche tradizionali, i panni stesi tra le case, i ristoranti di pesce e le feste locali contribuiscono a un fascino autentico, meno turistico e più genuino rispetto alla vicina Venezia. Il mercato del pesce di Chioggia è uno dei più antichi e vivaci d'Italia. Situato nel cuore della città, offre ogni giorno una vasta selezione di pesce fresco dell'Adriatico. Tra banchi colorati e profumi salmastri, pescatori e acquirenti animano un luogo vivo, ricco di tradizione marinara. Alici marinate piccanti, classiche, peperoncini, oliva e peperone, fresche, un po' di tutto. Ma le pescate voi? Sì, tutta roba nostrata. Il Museo Torre dell'Orologio, nella torre di Sant'Andrea d'origine romano-bizantina, prima di diventare la torre campanaria della chiesa di Sant'Andrea Apostolo, è stata un faro e un punto di avvistamento. Nel 2006 è stato inaugurato il museo e da quel momento è aperto al pubblico. Salendo le scale, il visitatore rivive la storia della città lagunare, della torre campanaria, della chiesa di Sant'Andrea, della fede e dell'orologio medievale. Il museo è diviso in vari piani. Al piano terra è possibile vedere, oltre all'accoglienza, alcuni documenti che illustrano le informazioni artistiche della torre dell'orologio. Salendo, vediamo miniature fatte con materiale riciclato e alcune mappe originali della città, provenienti dagli archivi storici della provincia. Salendo ancora, ammiriamo le testimonianze della fede e della pietà religiosa, con la raccolta di ex voto dedicati alla Madonna dell'Addolorata. È esposta anche una stola del Patriarca di Venezia, donata alla parrocchia nel 1912. E ancora i quadri della caratteristica Via Matris, che raffigurano i 7 dolori della Madonna. Al quinto piano, il cuore del museo. Qui si trova l'antico meccanismo dell'orologio medievale risalente al 1386. Al settimo piano si può accedere con una botola alla cella campanaria.
Da qui si vede un panorama fantastico che comprende Chioggia e la laguna veneziana. Ma torniamo all'orologio. La sua realizzazione è attribuita ai Dondi, famiglia di grandi costruttori di orologi dell'epoca e sofisticati meccanismi come l'astrario, che visse a lungo a Chioggia prima di trasferirsi a Padova. Il capostipite verrebbe infatti identificato in Jacopo Dondi dell'orologio, medico, astronomo e orologiaio di origine chiogiotta. L'orologio funziona grazie ad un meccanismo complesso che si basa su pesi e ruote dentate. L'energia proviene dalla caduta dei pesi che fanno girare le ruote dentate e azionano il quadrante e il meccanismo per i rintocchi delle ore. L'orologio di Sant'Andrea è stato attestato come l'esemplare più antico esistente, vale a dire il primo orologio costruito e tuttora funzionante al mondo. So please don't tell me that I broke us, 'cause I could never live with that. Oh, I never meant to hurt you, but I hurt you, so sorry for that. Now you need space, I get it, like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. 'Cause you need to be alone, away from our chemistry. I just hope you'll end up knowing that I'm meant to last. I'm counting all the days till you come around. Anche questo breve viaggio è finito. Speriamo che i video abbiano risvegliato emozioni e ricordi dentro di voi. Grazie per averci seguito, ma restate con noi perché nuove rotte, nuove storie, nuove emozioni ci aspettano dietro l'angolo.